E allora eccoci qua per l'ultima parte di TV7 Match che questa sera dedichiamo a una figura che ha fatto la storia della diplomazia americana ma anche della diplomazia mondiale, Ermanno. Parliamo di Henry Kissinger che a 100 anni è scomparso pochi giorni fa. Ma è una figura che è stata presente sempre, possiamo dire, magari non in maniera sempre evidente, però in tanti fatti importanti della nostra storia. Ma è stato determinante praticamente dall'era di Kennedy fino ad oggi. Qual è stata la sua abilità? È quella di approfittare di qualsiasi situazione per riuscire a risolverla secondo naturalmente i dettami di quello che era l'economia degli Stati Uniti. Spesso però non c'è riuscito e spesso si è inciampato in situazioni molto controverse e ne parleremo successivamente. Ma qualcuno ha pensato addirittura se fosse nato in America poteva essere un grande presidente. Questo mi ricordo proprio che se ne parlava all'epoca di quando lui fece il famoso gioco del ping pong a Pechino e aprì le porte praticamente alla Cina. La Cina gli fu sempre molto riconoscente, perché se non ci fosse stato Kissinger, diciamo che uno degli aspetti, la Cina oggi non sarebbe quella che è, cioè la più grande potenza economica mondiale e che ha la capacità di, diciamo, secondo le tecniche cinesi, di essere invasiva ma in maniera molto poco, diciamo, violenta. Però naturalmente si è impossessata dell'economia di buona parte del pianeta ed è un grande competitor con gli Stati Uniti. E non solo, ma anche, diciamo, ha comprato molte, diciamo, risorse degli Stati Uniti, e quindi, diciamo, in qualche maniera do ut des ha dato per avere. E di conseguenza ne parliamo appunto con due esperti di storia che ci racconteranno gli ultimi 80 anni di vita di Kissinger, dal momento in cui è andato in America perché è di origine tedesca e poi invece successivamente quando ha fatto i grandi passi che la politica americana non era in grado di fare. Lui ha trovato le strade e le strade hanno portato a delle risoluzioni positive. Che poi gli Stati Uniti non siano riusciti a approfittare delle situazioni che lui aveva portato avanti, questa è stata una delle, diciamo, pecche di alcuni presidenti americani che non hanno saputo approfittare dei vantaggi che gli erano stati offerti. E con noi abbiamo due esperti di storia. Certo, io li presento subito per voi che siete a casa. Abbiamo con noi in studio il professor Stefano Luconi. Buonasera professore. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei, grazie di essere tornato nei nostri studi, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova, e saluto in collegamento il collega ma anche uno storico, il professor Patrizio Zanella. Buonasera professor Zanella. Buonasera. Buonasera, è un giornalista ed è uno storico. Ermanno, Henry Kissinger è stata anche una figura, per così dire, molto discussa, un po' un politico dal doppio volto. Ma i politici hanno molte facce, cioè, ricordiamoci di Kennedy, ma ricordiamoci subito dopo i Johnson, che anche lui ha fatto i suoi voltafaccia molto importanti, e successivamente Nixon, e la politica è fatta così. D'altro canto l'esempio più grande che possiamo avere di voltafaccia è il nostro governo attuale. Più voltafaccia di questo ti hanno detto una cosa e fanno esattamente il contrario. Usciamo dall'euro, ci stiamo dentro e guai se ci lasciano fuori perché sennò siamo morti stecchiti. Ma questa qua naturalmente fa parte della politica. Io mi ricordo che proprio Kennedy diceva che un politico quando si abbassa per dare una carezza a un bambino gli ruba la caramella. Ecco, quindi se lo diceva lui siamo certi che era così. C'è da crederci. Ma al di là di questo andiamo a vedere questo Kissinger che è vissuto poi, non era di partito,
Lui, che fossero repubblicani, che fossero democratici, non interessava niente. Quello che interessava è risolvere concretamente i problemi. I problemi non sempre andavano dalla parte giusta, perché chiaramente era a vantaggio solo degli Stati Uniti, non certamente del Cile, non certamente della Cina, anche se poi la Cina ha avuto la capacità di capovolgere la situazione. Gli americani pensavano di poter colonizzare finalmente la Cina e, diciamo, farla uscire dal mondo cosiddetto comunista, e invece si sono trovati con una capacità produttiva che loro non potevano immaginare, ma non solo, ma anche che pur essendo comunisti hanno inventato il nuovo comunismo, il capital comunismo. Cioè io posso fare il comunista, ma fare una barcata di soldi sulla schiena dei capitalisti. Professore, mi dia una sua impressione al volo di questo personaggio che ha fatto la storia degli ultimi 70 anni. Prego. Ecco, io non vorrei cantare fuori dal coro. Kissinger è una figura che ha dominato gran parte del Novecento, anche se la sua influenza diretta è legata semplicemente agli anni della presidenza Nixon e della presidenza di Ford. Però Nixon era un uomo con una visione del mondo ottocentesca. Prima di fare il consigliere per la sicurezza nazionale di Nixon e poi il segretario di Stato, Kissinger era un docente di relazioni internazionali e aveva studiato per la sua tesi di dottorato il Congresso di Vienna, era rimasto affascinato dalle dinamiche del Congresso di Vienna e ragionava in termini di equilibrio di potere, di sfere di influenza, quelle che a suo giudizio preservarono l'Europa da guerre terribili, grosso modo dalla conclusione delle guerre napoleoniche col Congresso di Vienna 1814-1815 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale del 1914. Gli Stati Uniti tradizionalmente hanno sempre avuto una aspirazione a esercitare un'egemonia planetaria. Cioè lo scopo del governo statunitense, a prescindere dai partiti insediati alla Casa Bianca, era quella di instaurare una primazia mondiale. Negli anni del secondo dopoguerra questo anelito era rappresentato dalla vittoria nella guerra fredda. Ecco, Nixon si rende conto che cercare di sconfiggere l'Unione Sovietica da un lato avrebbe portato al rischio di una guerra nucleare, quella che fu rasentata nell'ottobre del 1962 con la crisi dei missili a Cuba sotto l'amministrazione Kennedy. Dall'altro avrebbe rischiato per Washington di disperdere energie, risorse, con il risultato di perdere la propria egemonia nel mondo occidentale. Gli Stati Uniti della presidenza Nixon sono Stati Uniti, se mi permettete l'espressione poco accademica, un po' ammaccati, perché si è conclusa la ricostruzione post-bellica e la Germania occidentale e il Giappone sono diventati competitori degli Stati Uniti sui mercati mondiali. Gli Stati Uniti entrano in una fase di deindustrializzazione in cui stanno perdendo quote di mercato in Occidente. D'altro canto, la leadership politica degli Stati Uniti in Occidente non era più incontrastata, perché la Francia non si voleva rassegnare al ridimensionamento a potenza regionale, come avrebbero voluto gli Stati Uniti, aveva criticato per esempio l'amministrazione Kennedy al momento della crisi dei missili. Nel 1966 la Francia era uscita dal comando integrato della NATO e quindi gli Stati Uniti, per vincere la guerra fredda, secondo Kissinger, rischiavano di perdere la loro egemonia in Occidente. Quindi l'idea di Kissinger è quella di rinunciare all'instaurare una primazia mondiale e raggiungere un accordo con l'Unione Sovietica per la divisione del mondo in due grandi sfere di influenza, stabilizzando le relazioni internazionali, consentendo agli Stati Uniti di rafforzare il loro dominio in Occidente.
perché secondo Kissinger Mosca sarebbe stata disposta a questi accordi perché si trovava in una posizione di altrettanta debolezza, perché la sua egemonia nel mondo comunista non era più incontrastata. C'era stata la rottura con Tito nel 1948, c'era stata la successiva rottura con Pechino, c'era stata l'uscita dell'Albania dal patto di Varsavia, c'era stata la primavera di Praga con la ricerca di una via nazionale al socialismo. Quindi secondo Kissinger Unione Sovietica e Stati Uniti stavano nella stessa posizione di debolezza all'interno dei loro blocchi e quindi il loro obiettivo sarebbe stato comune, quello di accordarsi a livello globale per rafforzare e tornare a una propria egemonia all'interno dei blocchi, ripristinando quella vecchia strategia propria del Congresso di Vienna delle sfere di influenza, rinunciando alla egemonia statunitense da instaurare a livello planetario. Da questo punto di vista l'apertura nei confronti della Repubblica Popolare Cinese era finalizzata a questo obiettivo. Lo scopo di Kissinger non era una transizione da un mondo bipolare a un mondo tripolare, ma usare la carta dell'apertura a Pechino per costringere l'Unione Sovietica ad accordarsi con gli Stati Uniti in questa sorta di spartizione del pianeta. Ma non solo questo, c'è un altro fattore, c'è il fattore che i cinesi comunque morto Stalin si dividono dall'Unione Sovietica e quando Khrushchev va a Pechino e cerca di riaprire un dialogo con la Cina, Mao Zedong gli dice di no. E quindi siamo in un momento in cui la Cina è in grave crisi finanziaria. Quindi avrebbe tutto il vantaggio di potersi alleare, ma i russi tendono a mantenere sotto controllo la Cina, perché ne avevano tutti i vantaggi. E naturalmente Mao Zedong non l'accetta e resterà nella grande crisi, che poi vedremo negli anni successivi, ma poi a un certo punto, un certo Henry Kissinger riesce a aprire le porte, a convincere due personaggi che non sarebbero mai stati in grado di mettersi insieme, cioè Nixon e Mao Zedong. Lui riesce a farli sedere attorno allo stesso tavolo. Non solo, ma hanno anche il piacere di dialogare, cioè fa superare tutti i pregiudizi che a quell'epoca si erano accumulati nei confronti di cinesi e del comunismo cinese e nei confronti del capitalismo italiano. Sì, e fa cancellare tutto un pregresso anticomunista e anticinese di Richard Nixon, perché ricordo ai telespettatori che Richard Nixon vinse le elezioni per il seggio della California al Senato federale del 1950, accusando l'amministrazione Truman di aver consentito a Mao di andare al potere e proclamare la Repubblica Popolare Cinese il 1° ottobre dell'anno precedente. Quindi Kissinger riuscì a indurre Nixon a dimenticarsi di questo pregresso e ad accordarsi con la Cina, ma ripeto, non per trasformare la Cina nel terzo grande, ma per utilizzare l'apertura nei confronti di Pechino per costringere l'Unione Sovietica a raggiungere un accordo di spartizione globale con gli Stati Uniti. Ma chi si rimetteva era l'Unione Sovietica in quel momento. Quindi l'Unione Sovietica sarebbe arrivata a un compromesso negativo per sé, perdendo la Cina. E Mao Zedong che non intende mettersi d'accordo con l'Unione Sovietica e quindi accetta volentieri un'alternativa, perché capisce che l'economia e il comunismo sovietico non ha vie di scampo, perché è troppo chiuso alle forme innovative e di conseguenza abbandona completamente. Professor Zanella, un suo breve incipit sul nostro personaggio centenario. Henry Kissinger può essere definito con 3 aggettivi: è stato un diplomatico, un politico e uno storico. Sono 3 aggettivi che ci danno la statura di questo uomo che ha vissuto appunto un secolo tondo e che ha dimostrato un'abilità
non a caso gli è stato riconosciuto un premio Nobel nel 73 ed è stato un artefice determinante in molti momenti della politica estera americana. E c'è da dire un altro aneddoto, visto che abbiamo citato quello all'inizio del politico che dà un bacino al bambino e gli ruba la caramella. C'è un altro aneddoto gustoso, interessante, ma che ci dà una bella fotografia di chi sia stato Henry Kissinger. Un diplomatico inglese del 600, Henry Wharton, sosteneva che un ambasciatore è un uomo onesto mandato a mentire all'estero per il bene comune. Ecco, Kissinger grosso modo ricalca questo canone, perché la sua Realpolitik fu anche accusata di non essere coerente, di essere molto spregiudicato. Non dobbiamo dimenticare che Kissinger, anche se lui ha sempre negato, ma è abbastanza evidente il coinvolgimento a favore di Pinochet nel colpo di Stato in Cile negli anni 70-73. Non a caso pochi giorni fa, durante i funerali, l'ambasciatore cileno in America ha parlato più di una miseria morale riferito a Kissinger, ancora memore di come si è comportato in quel frangente. Ciò non toglie che è stato un uomo che ha servito ben 12 presidenti degli Stati Uniti, quindi da John Kennedy a Joe Biden, anche se negli ultimi tempi era sparito dalla scena, la sua cultura e anche la sua diplomazia era ancora ricercata, se non altro nei libri e negli articoli che scriveva e ha distribuito in varie riviste specializzate. Ma non solo, ma anche prima che passasse all'altro mondo, anche la nostra Presidente del Consiglio è andata a trovare, perché lui ha una organizzazione a livello mondiale, internazionale, di business, è un consigliere aperto a tutte le possibilità. Sì, per cantare un'altra volta fuori dal coro, però stiamo attenti a non sopravvalutare l'influenza di Kissinger una volta conclusasi la presidenza Ford, proprio perché era un uomo con una visione ottocentesca delle relazioni internazionali, che perseguiva la divisione del mondo in due sfere di influenza e un accordo con l'Unione Sovietica. Reagan questa politica non la condivideva, ed è proprio per non aver condiviso questa politica che Reagan ha, per così dire, vinto la guerra fredda. Ricordo un episodio: nel 1980 c'era stata l'ipotesi di un ticket presidenziale del Partito Repubblicano con Reagan candidato alla presidenza e l'ex presidente Gerald Ford come candidato alla vicepresidenza. Questo accordo interno al Partito Repubblicano fallì perché Ford, per accettare, questa sua diminuzione dal ruolo di presidente a candidato alla vicepresidenza, voleva come contropartita il ritorno di Kissinger alla segreteria di Stato, e Reagan disse no, perché Reagan voleva vincere la guerra fredda, voleva tornare agli Stati Uniti come potenza egemone nel mondo, voleva che Washington esercitasse una primazia mondiale, non si accontentava più della divisione del mondo in sfere di influenza come invece avrebbe voluto rilanciare Kissinger. Certo. Allora, adesso, dopo questo inizio abbastanza, corposo, entriamo nella prima parte e raccontiamo un po' la storia di Henry Kissinger con il primo contributo. La diplomazia, come la conosciamo oggi, non sarebbe la stessa se non ci fosse stato Henry Kissinger. Kissinger era tedesco di nascita, era nato in Germania nel 1923 da genitori ebrei. La sua famiglia fuggì dal nazismo ed emigrò negli Stati Uniti nel 1938. Il giovane Henry Kissinger era bilingue, conosceva bene il suo paese di origine e seppe farsi notare per la sua intelligenza. Proprio per queste sue capacità i servizi segreti americani lo avvicinarono e gli affidarono missioni
relazioni in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Tornato negli Stati Uniti, studiò ad Harvard, dove avrà poi modo di insegnare. La sua competenza in materia di sicurezza internazionale gli aprì le porte della politica americana. Richard Nixon, appena eletto, offrì a Kissinger il suo primo incarico importante quale assistente per la sicurezza nazionale nel 1969, per poi diventare segretario di Stato nel 1973, alla vigilia dello scandalo Watergate. In quegli anni le relazioni tra Stati Uniti e Cina erano ferme da oltre 20 anni. Lavorando dietro le quinte, Kissinger riuscì a riaprire il dialogo. Nel 1972 il presidente Nixon, primo presidente americano, incontrò in Cina Mao Zedong, fondatore e leader della Repubblica Popolare Cinese. Ma l'immagine degli Stati Uniti era gravemente segnata dalla guerra in Vietnam e Kissinger propose all'amministrazione Nixon un piano in 4 fasi per uscire dal conflitto. Partecipò ai negoziati che porteranno al cessate il fuoco nel 1973 e questo suo impegno gli varrà il premio Nobel per la pace. Diplomatico di spessore, Kissinger si impegnò in prima persona nei negoziati e fu responsabile di quella che fu definita la politica della navetta, cioè fare la spola tra le parti in causa. In Medio Oriente, dopo la guerra dello Yom Kippur, sempre nel 1973, fece 11 viaggi tra Israele, Siria e Egitto fino a raggiungere un accordo. Continuò a promuovere una politica di distensione nel bel mezzo della guerra fredda e questo portò a uno stemperamento delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Aveva poca simpatia invece per la diplomazia della Comunità Economica Europea, precursore dell'Unione Europea, perché vedeva una mancanza di una politica internazionale comune. Lasciò l'amministrazione statunitense nel 1977, ma questo non gli ha impedito di mantenere la sua influenza nella diplomazia internazionale. Nel luglio di quest'anno, già centenario, è tornato in Cina, ricevuto dal presidente Xi Jinping in un momento di tensione con gli Stati Uniti. Un vecchio amico torna a fare visita in Cina, sono state le parole del presidente cinese commentando l'arrivo di Kissinger. A Pechino l'ex segretario di Stato americano è stato accolto a Zhuhai, la stessa residenza statale dove aveva soggiornato nel 1971 in occasione del suo viaggio segreto che avrebbe portato poi allo storico incontro tra i due presidenti. Nonostante Kissinger non agisse più a nome del governo americano, il suo contributo storico alle diplomazie tra le due nazioni è stato evidenziato dallo stesso presidente cinese Xi Jinping, che ha accolto personalmente l'ex segretario di Stato. Un viaggio fuori porta in cui il veterano della diplomazia statunitense avrebbe promesso a Xi sforzi per migliorare la comprensione reciproca tra le parti. Le relazioni Stati Uniti-Cina sono di vitale importanza per la prosperità di entrambi i paesi e del mondo, è stato il commento di Kissinger prima di lasciare la Cina. Una lunga vita la sua, quindi, nel corso della quale ha lavorato dietro le quinte della diplomazia fino alla fine. Quindi Kissinger è ben visto in Cina. Professore. Sì, Kissinger è sempre stato ben visto in Cina dai 2 viaggi del 1971, perché Kissinger è stato il diplomatico che ha rimesso la Repubblica Popolare Cinese in gioco nel sistema internazionale. Dalla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese il 1° ottobre 1949, Pechino diventa un paria del sistema internazionale. Tant'è vero che fino all'apertura nixoniana alla Repubblica Popolare Cinese viene negato il seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che resta nelle mani dei nazionalisti di Chiang Kai-shek fuggiti a Taiwan. Quindi, nonostante la Cina abbia oltre 1 miliardo di abitanti, viene di fatto estromessa dalla comunità internazionale. Era un quinto della popolazione terrestre allora. Esattamente. E non rappresentavano nessuno. Ma questo è uno dei motivi per cui i cinesi non vanno d'accordo con i russi, perché i russi potevano chiedere questo, ma non l'hanno mai fatto,
perché consideravano la Cina come una loro colonia, perché erano economicamente sottomessi. Certo, Stalin stesso non avrebbe mai voluto una vittoria netta dei comunisti in Cina. Avrebbe voluto un prolungamento logorante della guerra civile tra i nazionalisti e i comunisti di Mao per poter controllare meglio gli sviluppi, le dinamiche della Cina e per fronteggiare l'emergere di quello che anche da un punto di vista demografico era un vicino estremamente pericoloso. Ma soprattutto c'era un altro fattore che era importante, che questa, diciamo, conflittualità restasse, come sta dicendo lei, no? E quindi che la Cina fosse debole era un sistema per poterla dominare. Certo, in questa maniera Mao sarebbe rimasto dipendente dagli aiuti di Mosca e non avrebbe rappresentato una sfida. Il commercio passava attraverso Mosca, non passava per Pechino, quindi il commercio cinese passava di là. Io le posso dare un esempio di quello che è successo a quell'epoca, parliamo delle fine anni 80, che la Cina non aveva una valuta, però aveva bisogno di materie prime, non solo, ma aveva bisogno anche di macchine, aveva bisogno di trattori, aveva bisogno di aerei, ma non sapeva dove andare. E allora ci fu uno scambio di aerei contro prodotti da mettere sul mercato della Cina, quindi per esempio i tappeti, quindi per esempio l'allevamento di maiali. Allora cosa è successo? Per esempio che la Fiat vendette migliaia di trattori alla Cina in cambio di carne da maiale. E noi abbiamo mandato, perché io ho avuto la possibilità di riprendere, addirittura stavo facendo un filmato industriale per una grande azienda veneta che produceva, diciamo, prosciutto, che in una di queste riprese, che allora facevo, e sentivo che il coltello, che quando pulivano, diciamo, la coscia di maiale, grattava, e dico: ma avete la lama che non funziona? No, dice, perché questo è una coscia di maiale congelato. Dico: ma come può essere congelato? No? Ed era prosciutto, sarebbe diventato prosciutto di San Daniele. E dice: no, dice, questo è prosciutto cinese, perché la Fiat ci ha venduto i prosciutti che venivano dalla Cina ed erano ovviamente congelati, perché non potevano fare tutto il viaggio, diciamo, senza questo sistema. E poi venivano disossati, venivano preparati, scongelati e poi venivano portati a San Daniele invecchiavano e poi venivano messi sul mercato come prosciutti di San Daniele. In realtà erano prosciutti cinesi. Questo fa parte di uno. Un altro esempio io l'ho avuto quando sono riuscito a comprare, diciamo, un paio di container di tappeti a un prezzo assolutamente impossibile da immaginare. Un tappeto di 6 metri per 3, la modica cifra di $50 dell'epoca, quindi praticamente meno del costo dei tappeti persiani, ed erano tappeti cinesi di seta. E questo era il risultato del cambio di aerei Boeing che aveva venduto alla Cina, e in cambio erano arrivati milioni di metri cubi, capannoni pieni di tappeti cinesi, perché Mao Zedong faceva lavorare la gente per poterla sfamare, ma naturalmente in mano non avevano mercato. L'America ha incominciato a aprire il mercato facendo solo uno scambio merce, non pagavano neanche i cinesi. Era importante che incominciassero, e da lì è partita poi quella che è stata l'industrializzazione. Cioè l'America cosa ha fatto? Ha detto: questi sono persone che sanno lavorare, lavorano bene, si concentrano, possono produrre, quindi perché dobbiamo avere le industrie in America, le portiamo in Cina e questi saranno i nostri futuri schiavi. Ma non hanno capito che la Cina aveva tutta un'altra mentalità. La politica cinese da millenni
il cinese da millenni aveva una cultura che non poteva essere distrutta da una situazione banale come avevano messo di funzione gli Stati Uniti. E io ho avuto questo esempio diretto di una situazione economica dove la Cina aveva capannoni pieni di manodopera, di manufatti, ma non riusciva a venderli perché non passavano attraverso la Russia, e Kissinger ha aperto questa, diciamo, prospettiva per una Cina che era, come diceva lei, 1 milione di abitanti, quindi 1/5 della popolazione terrestre, ma soprattutto obbligano, diciamo, Formosa a mettersi da parte, non far più. Formosa rappresentava all'ONU la Cina, era l'unico paese che rappresentava tutto il resto, loro erano 36 milioni mi pare, adesso non ricordo esattamente il numero, rispetto a 1 milione di cinesi, e quella era l'ONU degli anni naturalmente 70, 80 eccetera. Sì, lì andrebbe fatta però una piccola distinzione, ovvero sia Kissinger, proprio per dare corso a questa apertura nei confronti di Pechino, ha promosso il passaggio del seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dai nazionalisti di Taiwan o Formosa che dir si voglia ai comunisti di Pechino. Però il suo progetto originario era quello di avere 2 Cine nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Fu l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che sconfessò la posizione di Kissinger, votò per accogliere Pechino e contemporaneamente per espellere la Cina repubblicana, la Repubblica di Cina, cioè Taiwan o Formosa che dir si voglia. E poi, se posso fare una piccola chiosa, c'è un grande fraintendimento in prospettiva in questa apertura economica nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, perché gli Stati Uniti degli anni 70, ma soprattutto degli anni 90, penso agli accordi stipulati dal presidente Clinton, pensano alla Cina come un grande mercato per le esportazioni statunitensi e non si accorgono che i cinesi si stanno organizzando per poi diventare dei rivali degli Stati Uniti sui mercati internazionali. Però tornando a Kissinger, questa apertura nei confronti della Cina sconvolge un po' quello che è l'assetto internazionale dell'epoca, e Kissinger è sempre stato visto nei momenti di tensione tra Pechino e Washington come non necessariamente un interlocutore privilegiato, ma come la dimostrazione che non tutto l'establishment politico statunitense, non tutta la società americana era chiusa nei confronti della Cina. Quindi Kissinger è l'uomo del dialogo e della carta che anche Xi Jinping ha recentemente utilizzato per cercare di dimostrare che la fermezza contro Pechino, che accomuna, va detto, sia Trump sia Biden, non è espressione di tutta la società statunitense. Certamente, ma soprattutto chi aveva aperto la porta con la Cina sono stati i giapponesi. I giapponesi facevano, diciamo, una parte della produzione loro, la parte, diciamo, più manuale, più banale della produzione industriale giapponese, che già all'epoca era abbastanza avanzata, veniva fatta in una parte della Cina. Di conseguenza Kissinger capisce che c'è una potenzialità di manodopera che si può utilizzare, risparmiando naturalmente cifre folli, perché lo stipendio di un operaio all'epoca statunitense era 50 volte più alto rispetto allo stipendio di un dipendente, diciamo, cinese. Peraltro lavorava 13-14 ore al giorno, non faceva sabato o domenica, di conseguenza meglio di così non si poteva andare. E così nasce però un po' alla volta il capitalcomunismo, quindi diciamo dal sacrificio siamo arrivati alla Cina di oggi, e questo è un motivo su cui meditare. Sul capitalcomunismo però gioca molto la politica delle 4 modernizzazioni di Deng Xiaoping nel 1978, quando Kissinger è un po' uscito di scena, per usare un eufemismo.
Sì, beh, poi naturalmente la politica internazionale avrà tutti i suoi alti e bassi. Quello che punta la Cina è quella di creare, attraverso un Stato dittatoriale, però creare un'economia propria e, diciamo, a torto o a ragione, questo è tutto da discutere, in qualche maniera c'è riuscita. Adesso quanto va a vantaggio dei cinesi e quanto va a vantaggio del mondo capitalista non lo sappiamo, possiamo parlarne. Professor Zanella, questo Kissinger che si inventa di tutto e soprattutto diciamo che è un innovatore di un certo tipo di politica americana. L'America non ha avuto grandi, diciamo, pensieri, delle grandi prospettive politiche a livello mondiale, anche se poi alla fine pretende di essere il leader a livello mondiale e competitor della Unione Sovietica. Prego. Sì, c'è un momento della diplomazia di Kissinger che lo eleva a riferimento politico maggiore addirittura del suo semplice ruolo di segretario di Stato. Ricordo che veniva considerato superstar, superman, superkraut, proprio per le sue origini anche tedesche, e il filmato ha fatto bene a ricordare le sue origini ebraiche. Ricordiamo che ebbe ben 14 familiari e parenti che finirono nei campi di concentramento, e quando lui è costretto nel 1938 a lasciare appunto la Baviera, Fürth, dove era nativo, va a Londra, non conosceva nessuna parola di inglese, e guardate che successo poi è riuscito a fare nella sua lunga militanza di diplomatico. Altra cosa che va riconosciuta a Kissinger è il suo forte pragmatismo, un pragmatismo che non l'ha fatto appiattito, non lo fa appiattire su una visione, chiamiamola repubblicana, anche se era esponente, cercava di tutelare questa parte della politica americana, ma un pragmatismo che sconfinava talvolta anche nel cinismo, poiché tanto per fare un esempio, ha dovuto spesso confrontarsi con molte marce dei pacifisti durante la guerra del Vietnam, e lui con il pacifismo, i pacifisti in generale, li ha liquidati veramente in malo modo, dicendo che se si desse ascolto al pacifismo, ai pacifisti in generale, il mondo vivrebbe con molta più sofferenza il suo equilibrio. E a proposito di equilibrio, quello che Kissinger cerca è proprio quello che anche Truman aveva avviato, ovvero dopo aver vinto la seconda guerra mondiale, l'America, se non altro, con questa ottica della guerra fredda, è stato capace di ricondurre gli stati in una comunità attraverso l'ONU, questa modalità di confronto che sarà debole, sarà ancora in divenire, sarà ancora fallace, sarà ancora inconcludente, perché purtroppo questi sono gli elementi che abbiamo sotto gli occhi dell'operato dell'ONU, ma è il tentativo appunto di creare un ordine mondiale. Non a caso uno dei libri di Kissinger è proprio l'ordine mondiale che lui aveva in mente, chiaramente con la leadership americana, come è stato giustamente sottolineato dal professor Lucconi. Sì, ma perché l'America è così fortemente convinta di riuscire a superare naturalmente la vecchia, l'antica, la medievale politica europea? Perché sono finiti i 4 imperi più importanti del mondo, quelli che tenevano in piedi l'equilibrio della politica e degli imperi. Non solo, ma era finito anche, diciamo, il grande dominio della Chiesa. La Chiesa, dopo la breccia di Porta Pia, viene rivisitata in altra maniera, addirittura viene rifiutata dagli imperi, fino all'accordo poi naturalmente di Mussolini con Pio XI, ecco. Scusate, prego. Sì, se posso aggiungere una piccola postilla, Kissinger sente
che l'America è erede di questa visione mondiale di un ordine che si cerca di ripristinare con la leadership americana e poi quella sovietica in un contesto di una idealità e di concordia fra le potenze allora emergenti dei due conflitti. Ricordiamo anche, come è stato sottolineato dal professor Lucconi, è vero che Kissinger ha ben studiato il congresso di Vienna, ha scritto anche una tesi di laurea su queste dinamiche delle potenze mondiali, ma molti lo associano alla diplomazia di un Metternich oppure di un Machiavelli per la sua spregiudicatezza, ma io ci tengo a ricordare che in una intervista, una rara intervista che ha concesso, perché non era certo prodigo nelle interviste che gli venivano richieste, ecco, in una rara intervista che gli ha concesso Oriana Fallaci nel 72, lui dice chiaramente di non sentirsi né un Metternich né un Machiavelli per la sua abilità politica, ma voleva casomai sentirsi più un prosecutore della politica di Kant o di Spinoza, che erano un po' i due illuministi, i due intellettuali di riferimento che lui aveva in mente, anche come ordine geopolitico del nuovo mondo. Certamente. Allora passiamo al contributo numero 3, Kissinger, Nixon e Mao. Negli anni 60, dopo aver sterminato milioni di cinesi con il fallimento del grande balzo in avanti e della rivoluzione culturale, Mao Zedong non era riuscito a sostituirsi a Mosca quale leader del movimento socialista internazionale, aveva perso credibilità e si trovava in una posizione sempre più isolata. Gli Stati Uniti in quel momento per i cinesi avevano cessato di essere una minaccia perché stavano perdendo la guerra del Vietnam e anche per la crisi del dollaro. Per questo Pechino vedeva utile, per risollevare le proprie difficoltà, un riavvicinamento agli americani. D'altra parte anche gli Stati Uniti ritenevano vantaggioso ricostruire le relazioni tra i due paesi in chiave antisovietica e per interessi economici. Un patto con il diavolo, potremmo dire, dove due paesi e due leader che si odiavano profondamente decisero che in nome di un interesse comune si poteva trovare un accordo. Per i soldi anche una ideologia poteva passare in secondo piano. La visita di Nixon fu preparata grazie agli incontri segreti che il segretario americano per la sicurezza Henry Kissinger fece in Cina tra il 9 e l'11 luglio del 1971. Mentre era in missione in Pakistan si recò segretamente a Pechino, inscenando un mal di stomaco che lo costringeva a posticipare di 2 giorni il volo di ritorno negli Stati Uniti. In segreto invece Kissinger aveva incontrato il suo parigrado cinese Zhou Enlai, primo e unico ministro della Repubblica Popolare Cinese, in carica dal 1949, trovando un accordo per un incontro ufficiale tra i due presidenti che venne fissato per l'anno successivo. Il viaggio di Nixon si tenne tra il 21 e il 28 febbraio 1972. Arrivato a Pechino, Nixon, accompagnato da Kissinger, incontrò Mao Zedong nella sua abitazione per un incontro che fu definito cordiale e scherzoso. Nei giorni successivi seguirono altri incontri di Nixon con Zhou Enlai, capo del governo cinese, con il quale firmò al termine del viaggio il comunicato di Shanghai, un documento di politica estera che gettava le basi per le relazioni bilaterali tra i due paesi. Il comunicato includeva il riconoscimento del principio di una sola Cina, con il quale gli Stati Uniti riconoscevano l'unità del paese comunista e di Taiwan, eliminando la frattura politico-diplomatica anche in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ancora negli anni 70 siedeva la Cina nazionalista rifugiata a Taiwan. Dall'altra parte la Cina concedeva agli Stati Uniti il riconoscimento della loro supremazia nel Pacifico e si impegnava a contrastare l'eventuale tentativo di espansione nell'area di una terza potenza. Inoltre il comunicato di Shanghai prevedeva la normalizzazione dei rapporti economico-commerciali tra i due paesi. La Cina di Mao aveva bisogno di una rapida industrializzazione e le aziende americane garantivano capitali e tecnologia. Pechino offriva invece manodopera disciplinata e a basso costo di produzione e la promessa di un mercato sterminato
Già nel 1972 l'interscambio commerciale tra i due paesi sfiorò i 100 milioni di dollari, oltre a prodotti agricoli, a 10 velivoli Boeing. La visita di Nixon segnò l'inizio dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina comunista, aprendo la porta del sistema diplomatico e commerciale internazionale alla Cina, che decenni dopo diventerà una delle più grandi potenze mondiali in aperta competizione proprio con gli Stati Uniti. Ecco, questo è il passo in avanti di due stati molto grandi, uno potenzialmente il più forte, l'altro invece ha una potenzialità umana che è molto importante, soprattutto per gli Stati Uniti. Prego, professore. Sì, l'apertura di Kissinger e Nixon alla Cina rientra anche nella cosiddetta strategia del linkage, su cui si fonda la politica estera statunitense negli anni fra il 1969 e il 1977, presidenze di Nixon e presidenze di Ford. Il linkage lo possiamo tradurre con compensazione, nel senso che a una concessione fatta dagli Stati Uniti al proprio interlocutore sarebbe dovuta seguire una concessione dell'interlocutore nei confronti degli Stati Uniti. Da un lato gli Stati Uniti rimettono in gioco la Repubblica Popolare Cinese nel sistema internazionale, riconoscono il principio dell'unicità della Cina, però con una formula ambigua, perché non dice se Taiwan sia effettivamente una provincia della Cina continentale o viceversa, cioè non è chiaro se quest'unica Cina sia una Cina nazionalista o una Cina comunista, però di fatto la Repubblica Popolare Cinese ottiene il seggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con tutto quello che ne deriva, non soltanto in termini di prestigio, ma anche di influenza concreta, perché il seggio permanente vuol dire la possibilità di utilizzare il potere di veto. Dall'altro, come ricordava anche il filmato, la Repubblica Popolare Cinese comincia a aprire il proprio mercato agli Stati Uniti. Sullo sfondo però non dobbiamo dimenticarci della guerra nel Vietnam, che è il tallone d'Achille degli Stati Uniti, che è il problema che ha gettato il discredito sugli Stati Uniti, che sono andati nel sud-est asiatico per difendere la democrazia dal totalitarismo comunista e si sono trovati a sostenere una giunta militare autoritaria, se non una vera e propria dittatura. Un aspetto della compensazione era anche quello di utilizzare Pechino per esercitare pressioni sul Vietnam del Nord perché si sedesse al tavolo della pace a Parigi, accettando alcune delle condizioni degli Stati Uniti. La condizione principale era quella di, in cambio del ritiro delle truppe combattenti statunitensi dal Vietnam, la possibilità per Washington di continuare a rifornire di armamenti e finanziare il regime di Saigon in maniera da ritardare il più a lungo possibile la riunificazione del Vietnam sotto un governo comunista. Ma poi come mai perdono la guerra gli Stati Uniti? Si ritirano? Perché c'era anche un'idea strana di Nixon di usare la bomba atomica in Vietnam. Dunque gli Stati Uniti la guerra l'avevano già perduta. E che gli Stati Uniti avessero perso la guerra era chiaro dal momento dell'offensiva del Tet, 30-31 gennaio 1968, quando la Casa Bianca sedeva ancora Lyndon Johnson. Perché gli Stati Uniti abbiano perso la guerra nel Vietnam è una questione molto complessa e anche controversa. Sicuramente perché avevano applicato le dinamiche dello scontro tra i blocchi a un paese, diciamo così, emergente, dove queste dinamiche non avevano assolutamente... Ma quanto incide l'impeachment di Nixon sulla guerra in Vietnam?
L'impeachment di Nixon non incide assolutamente, perché gli accordi di Parigi sono firmati nel gennaio del 1973 e l'impeachment matura soltanto a partire dall'autunno del 1973. Ma era già innescato? Era già innescato, sì. Diciamo così, era molto sotto traccia. L'effrazione nella sede del Comitato Nazionale del Partito Democratico nel complesso del Watergate è del giugno del 1972. Nonostante l'effrazione nel Watergate, Nixon vince le elezioni presidenziali del 72 conquistando 49 dei 50 stati dell'Unione, quindi è una vittoria valanga. Sì, in Vietnam il Watergate emerge successivamente. Ma l'impeachment di Nixon nasce dai servizi segreti americani che vogliono far fuori Nixon, e vogliono far fuori Nixon perché temono che lui usi la bomba atomica. Questa è una delle versioni dell'epoca. Prego. Insomma, la cosa è abbastanza controversa. Io l'ho vissuta a quell'epoca. Ci sono coloro che sostengono che Nixon, un po' psicopatico, che vedeva nemici dappertutto, come ultimo colpo di coda avrebbe potuto utilizzare anche la bomba atomica nel caso si manifestasse una crisi. Ma il problema allora non è più il Vietnam, il problema è la crisi in Medio Oriente, conseguenza della guerra dello Yom Kippur. Certo. 6 ottobre Egitto e Siria attaccano durante la principale festa religiosa ebraica lo Stato di Israele. L'Unione Sovietica propone l'invio di una forza di interposizione alla quale avrebbero dovuto prendere parte anche militari sovietici. Gli Stati Uniti vogliono tenere l'Unione Sovietica fuori dal Medio Oriente dopo che l'anno precedente il presidente egiziano Sadat aveva espulso gli ultimi consiglieri militari sovietici, e lo vogliono tenere fuori dal Medio Oriente perché nel Medio Oriente c'è petrolio, non per questioni così, diciamo, di democrazia. E allora le truppe statunitensi vengono messe a livello DEFCON 3, che è diciamo così, la situazione immediatamente precedente allo scoppio di una guerra atomica. Il livello di allerta più serio prima del ricorso all'arma nucleare. Secondo alcuni, l'amministrazione Nixon avrebbe voluto rendere estremamente drammatica questa crisi per sviare l'attenzione dell'opinione pubblica dallo scandalo Watergate, perché la guerra dello Yom Kippur coincide con la destituzione di Archibald Cox. Archibald Cox era il procuratore speciale incaricato di condurre l'indagine sull'operato del presidente Nixon. Quindi è vero c'è un rischio nucleare, ma il rischio nucleare non è legato al Vietnam, guerra che ormai si è conclusa per gli Stati Uniti, è legato alla crisi conseguenza della guerra dello Yom Kippur. Bene. Quindi c'è sempre una bomba atomica a disposizione. Gli Stati Uniti naturalmente hanno paura di Nixon e di conseguenza si muovono per l'impeachment, e naturalmente Nixon senza, ecco una cosa vorrei chiedere a Zanella, senza Kissinger Nixon sarebbe stato in grado di fare quello che ha fatto, oppure sarebbe stato un presidente di terzo livello? Prego. Beh, nella consulenza che Kissinger ha prestato a tutti i capi di Stato, ai presidenti americani, sicuramente quella che ha avuto con Nixon è forse tra le più preponderanti. Si dice che aveva un rapporto così ravvicinato con Nixon da potersi permettere di entrare come voleva nello studio ovale, o da permettersi in qualsiasi momento di chiamarlo al telefono senza neanche farsi annunciare. E Nixon spesso era altrettanto dipendente dai giudizi che Kissinger rilasciava. E questo lo attesta sempre Lauriana Fallaci, perché quella famosa intervista pubblicata nell'Europeo
nel 1972 fu turbata da continue interruzioni di telefonate di Nixon a Kissinger, proprio perché i due si parlavano come se fossero quasi due co-presidenti. Adesso esagero nella forzatura, ma tanto fu l'influenza o i consigli o i suggerimenti che i due si scambiavano in quel periodo. Certo, ma io farei mi viene in mente un parallelo della storia italiana. È lo stesso rapporto che poteva avere Vittorio Emanuele II con Cavour. Cavour in sostanza era quello che dominava la politica del Piemonte e naturalmente della futura unità d'Italia, però Cavour non voleva l'unità che poi invece Vittorio Emanuele II assieme agli inglesi hanno fatto. Quindi secondo gli accordi di Plombier, diciamo, l'Italia dei Savoia si sarebbe fermata al Lazio, mentre la parte sud sarebbe stato dominio del cugino di Napoleone III. Però naturalmente allora la politica la gestiva interamente, perché Vittorio Emanuele II non era in grado di gestire assolutamente nulla. Ecco, credo che fosse una situazione di questo genere, quindi ne ha approfittato di una persona che era in grado di affrontare problemi con fantasia, perché mica aveva tanta esperienza Kissinger, tutto sommato. Se la fa, sta facendo, e soprattutto cercando di osare oltre al limite o di trovare strade alternative. Professore, sì. Per esempio la guerra che lui scatena, questo conflitto in Cile, no? Dove alla fine va al potere un dittatore. Allora è coerente con una visione diplomatica e democratica degli Stati Uniti solo per difendere i grandi interessi di industriali americani, che naturalmente il Cile era un grande produttore di rame, di conseguenza e avrebbe alterato quelli che erano i costi e tutto il resto della produzione americana. Prego. Sì, prima di rispondere su questo volevo tornare un attimo a Kissinger, artefice della politica estera degli Stati Uniti, per segnalare un aspetto, che Kissinger è il primo consigliere per la sicurezza nazionale che non si limita a consigliare, ma svolge una politica estera in prima persona, certo. E spesso questa politica estera è in contrasto con la politica estera ufficiale del Dipartimento di Stato. Fino al 1973 Kissinger è soltanto il consigliere per la sicurezza nazionale, il segretario di Stato è William Rogers, ma Kissinger opera autonomamente e nel Medio Oriente boicotta addirittura il piano Rogers per stabilizzare il conflitto arabo-israeliano. Per venire invece al Cile, quella è una delle grandi macchie della politica estera statunitense e in particolare dell'operato di Kissinger. Una delle tante macchie, sì. Perché la Corea, Vietnam e molte altre guerre... la Corea si era già chiusa, il sì. Vietnam stava partendo. Va detto che Nixon si presenta in campagna elettorale nel 1968 promettendo una pace rapida e onorevole. La pace non è onorevole, non è rapida e addirittura durante l'amministrazione Nixon, e di questo Kissinger è complice, il conflitto si allarga alla Cambogia, perché gli Stati Uniti volevano arrivare al negoziato di Parigi da una posizione di forza per imporre, nonostante stessero perdendo la guerra sul campo di battaglia, il loro schema di pace. Quindi questo ha provocato un prolungamento della guerra, un allargamento del conflitto e un aumento ovviamente del numero dei morti. Fra l'altro il bombardamento della Cambogia e l'invasione della Cambogia tra aprile e maggio del 1970 è fatto all'insaputa del Congresso, quindi violando quelli che sono i war powers, il Congresso che ha il potere di guerra, non è il Presidente. Certo. Quindi, tornando invece alla macchia del Cile, non c'era soltanto da difendere gli interessi delle aziende statunitensi che avevano investito nelle miniere di rame, c'era anche gli interessi dell'AT&T che dominava
la telefonia cilena e che Allende aveva voluto nazionalizzare. Poi c'è anche un risvolto, diciamo così, ideologico nella volontà degli Stati Uniti di abbattere il governo legittimamente eletto di Salvador Allende. C'era la volontà di non accettare che un marxista fosse arrivato al potere attraverso libere elezioni. Certo. Il paradigma degli Stati Uniti è che il marxismo ottiene il potere soltanto attraverso la rivoluzione, violando le regole del gioco democratico. E invece Allende è un presidente democraticamente eletto che può rappresentare un modello per i partiti comunisti europei e in particolare per il Partito Comunista Italiano per arrivare legalmente al potere. E questo per Nixon, per Kissinger, per l'establishment politico di Washington è un qualche cosa di inaccettabile. Ma soprattutto un'infiltrazione della politica non americana. Gli americani impongono la loro politica all'interno del continente americano, nord o sud che certo, che quindi fosse. chiamiamoli statunitensi perché anche i cileni erano americani. Esatto, è un'infiltrazione che non accetta. È l'idea dell'America centro-meridionale come una sorta di orticello domestico degli Stati Uniti. Siamo in tema di anniversari. Il 2 dicembre 1823 il presidente James Monroe enunciò, esattamente 200 anni fa, la dottrina Monroe, intesa come l'America agli americani, ma in realtà questa America agli americani voleva dire l'America agli statunitensi. Era l'esternazione della volontà di Washington di dominare l'emisfero occidentale. Certo. Allora passiamo al quarto, diciamo, contributo, che parla anche di un po' di politica italiana, e parliamo anche di Aldo Moro, perché Kissinger ebbe anche uno scontro, anche se poi lo negò successivamente, ma ebbe un incontro perché era assolutamente contrario a quella che era la politica, diciamo, delle convergenze parallele. E di conseguenza dà l'idea molto precisa di quelle che fossero le capacità operative, al di là di quello che erano le capacità politiche di Kissinger, perché sembra che lui abbia minacciato il nostro Presidente del Consiglio. Prego col quarto contributo. Chi controlla le scorte alimentari controlla la gente, chi controlla l'energia può controllare interi continenti, chi controlla il denaro può controllare il mondo. Sono parole di Henry Kissinger, scomparso all'età di 100 anni, con tanti segreti e ben custoditi. Ex segretario di Stato americano dalla lunga carriera alle spalle, è stato un uomo amato e odiato, politico influente che non ha potuto candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti solo perché nato all'estero. Era nato infatti in Germania. Riuscì a emergere ad Harvard, dove studiò, poi a Washington, fino a raggiungere, grazie al sostegno di Nelson Rockefeller, i piani più alti del potere americano. Kissinger scelse di essere un patriota americano, tanto che ebbe un celebre scontro con il primo ministro del neonato Stato di Israele, Golda Meir, al quale disse di essere prima americano e poi ebreo. Lavorerà al fianco di due presidenti americani, Richard Nixon e, dopo lo scandalo del Watergate nel 1974, a Gerald Ford. Fu un presidente ombra e per tanti anni consigliere all'interno dell'Alleanza Atlantica. Nixon lo tempestava di telefonate, lo consultava continuamente per chiedergli indicazioni su cosa dire e cosa fare. I rapporti con l'Italia furono strettissimi. Di Giorgio Napolitano diceva: è il mio comunista preferito. Non avrebbe amato invece Aldo Moro. Allo statista democristiano Kissinger avrebbe intimato di cambiare immediatamente le sue politiche e di non favorire nella maniera più assoluta l'avvicinamento dei comunisti al governo. Quando il 25 settembre del 1974, in qualità di ministro degli esteri, Aldo Moro si presentò all'allora segretario di Stato americano, da Kissinger avrebbe ricevuto un avvertimento perentorio: onorevole, lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. Qui
o lei smette di fare queste cose o lei la pagherà cara, veda lei come la vuole intendere. Una minaccia che assunse un tono diverso dopo il sequestro e l'assassinio di Moro nel maggio del 1978 da parte delle Brigate Rosse. Fu Corrado Guerzoni, portavoce di Aldo Moro, in una testimonianza giurata durante il processo alle BR, a raccontare quel colloquio con Kissinger avvenuto a margine di una cena ufficiale a Washington. Guerzoni spiegò che Kissinger sostenne che l'allargamento della maggioranza di governo italiana a tutti i partiti non era per gli Stati Uniti una strada praticabile. Anche la moglie di Aldo Moro, Eleonora Chiavarelli, testimoniò in tribunale che l'assassinio del marito fece seguito a serie minacce di morte e ribadì la stessa frase attribuita a Kissinger nella testimonianza giurata di Guerzoni: o tu cessi la tua linea politica oppure pagherai a caro prezzo per questo. Kissinger ha sempre smentito questa versione dei fatti. Prego, professore. È un po' pesantina questa cosa. Vuol dire che noi siamo una colonia, eravamo perlomeno loro una piccola colonia americana. Io proverei a mettere la cosa in prospettiva in questo senso. Gli Stati Uniti erano pronti a dividersi il mondo con l'Unione Sovietica, secondo la visione di Kissinger, salvo che in 3 macroregioni. Una era l'America Latina, di qui il contributo al golpe di Pinochet. L'altra era il Medio Oriente per il petrolio, la terza era l'Europa occidentale, perché se no l'egemonia statunitense in Occidente sarebbe miseramente franata prima ancora di essere consolidata come invece Kissinger avrebbe voluto. Il progetto di Moro delle convergenze parallele o di governo delle larghe intese o comunque di coinvolgimento del Partito Comunista nella compagine governativa era l'antitesi della politica di Kissinger. Kissinger minacciò varie volte, non necessariamente fisicamente, Aldo Moro e la componente, diciamo così, più aperta al PC della Democrazia Cristiana, proprio perché riteneva che con i comunisti al governo gli Stati Uniti avrebbero perso la loro possibilità di condizionare la politica italiana e quindi l'Italia sarebbe di fatto, avrebbe preso le distanze dagli Stati Uniti. Però vorrei fare una piccola precisazione. Moro viene rapito e assassinato nel 1978, quando Kissinger è tornato a fare il privato cittadino. Quindi tutte queste letture un po' cospiratorie con la longa mano degli Stati Uniti, ecco, non sono così disposto a sottoscrivere. Diciamo che c'è un'opposizione rigida da un punto di vista politico, ma non mi sembra proprio che ci siano gli elementi per parlare di un coinvolgimento degli Stati Uniti nel rapimento. Forse non solo degli Stati Uniti, ma anche di Londra. Se ne è parlato diffusamente. Sì, però naturalmente l'elemento dirimente su questa questione del rapimento di Moro è la presenza a Roma di Steve Pieknitz. Steve Pieknitz era il responsabile dell'antiterrorismo, il capo dell'antiterrorismo del Dipartimento di Stato, ed era stato messo in questa posizione durante l'amministrazione precedente. Era un uomo molto legato a Kissinger e la sua presenza a Roma è stata vista come un qualche cosa di sospetto. Però va fatta una precisazione. Pieknitz arriva a Roma su invito del ministro degli interni dell'epoca, Francesco Cossiga, che tiene questa sua visita del tutto all'oscuro l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Quindi non ci vedo un'altra volta così letture cospirative di questa vicenda. Diciamo che perché se vogliamo fare i cospiratori,
Allora forse era l'Unione Sovietica che rischiava un maggior danneggiamento da un governo con il Partito Comunista. Tant'è vero che Enrico Berlinguer nel 1978 in visita a Sofia subì un attentato in circostanze molto misteriose, perché se i comunisti fossero entrati al governo in un paese occidentale, la contropartita sarebbe stata quella di aprire a forze non comuniste i governi dei paesi del blocco di Varsavia. Sì, non c'è dubbio. Né l'Unione Sovietica né gli Stati Uniti volevano il compromesso storico, non c'è dubbio. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Uno dei motivi che emerge, stiamo parlando di Kissinger, è che Kissinger queste frasi le ha dette, ma Kissinger naturalmente non è un dittatore, c'è un sistema americano che gestisce le cose, che accumula esperienze, che nel momento giusto usa anche queste esperienze per cambiare le cose. Ma qual era veramente l'intenzione in quel momento? Perché un compromesso storico avrebbe nociuto agli Stati Uniti? Prego, professor Zanella. Sull'affare Moro non tutto è ancora stato, diciamo, desecretato, ci sono ancora documenti che non sono accessibili agli storici. E se facciamo queste ipotesi sono anche plausibili, ma all'interno di un dibattito politico solo italiano l'apertura di Moro verso appunto l'area socialista, comunista, era indotta più da una necessità di poter galleggiare a livello politico, perché ormai la Democrazia Cristiana non riusciva più a avere la sua maggioranza, quindi ha cercato, credeva, ricordiamo che c'è un partito comunista ancora molto esteso, diffuso, che vede anche una partecipazione di una militanza di area cattolica al proprio interno, anche se scoraggiata dalla Chiesa. Ma c'è anche questo da tenere presente, e di conseguenza è forse, a mio avviso, una delle motivazioni che portano Moro a cercare questa alleanza al di fuori dell'area tradizionale di destra, ecco, che era classico per la Democrazia Cristiana di quel periodo. Per quanto riguarda invece l'estensione, l'influsso o la totale antipatia che poteva avere l'America verso questo tipo di governo, di alleanza, questo è sempre stato risaputo, ma come impulso, input politico di avere dei interlocutori che erano in ogni caso lontani, ostili da quella visione mondiale che l'America interpretava, e quindi può esserci stata anche una forma di compiacimento se Moro non è riuscito a portare a termine questo suo disegno, ma che sia stato indotto dagli Stati Uniti con le minacce, io direi proprio di escluderlo. Io credo che questa sia una politica, diciamo, di facciata. La politica vera è quella della sostanza. La sostanza sono i soldi, sono le risorse, i benefici che un certo tipo di politica porta, ma non è detto che poi emerga storicamente. Ricordiamo che l'Italia ha avuto il suo sviluppo economico grazie all'aiuto della Unione Sovietica, non perché era buona, perché era interesse dell'Unione Sovietica cederci dell'energia che non sapeva cosa farsene. D'altro canto noi energia non potevamo averla perché avevamo le 7 sorelle che erano i nostri competitor, di conseguenza, guarda caso, diciamo di fatto, non di politica ma solo di fatto, l'energia che veniva che è stata interrotta un paio di anni fa, perché hanno tagliato le forniture di gas e abbiamo visto quanto ci è costato, questa era la politica dell'epoca. Cioè gli aiuti degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia non erano pari agli aiuti
pagavamo, volevamo, ci davano, ma non avevamo competitor in questo senso, arriveranno dopo. Mattei incomincia a commerciare l'energia quando gli altri invece usano il Medio Oriente, e abbiamo visto poi la politica fatta dagli Stati Uniti, anche da Kissinger, nei confronti del Medio Oriente. Lì non avevamo competitor, poi anche la Germania si sveglia, ma la Germania si prendeva in giro quando Mattei faceva i gasdotti e li portava in Italia, dice: ma quanto cretino è questo qua? E invece non era tanto cretino. Il compromesso storico sarebbe stato un riconoscimento dell'Unione Sovietica come partner in qualche maniera dell'Italia, sostanziale, ma questo sarebbe stata una cosa terribile. L'altro aspetto è che gli Stati Uniti avevano tutto un altro programma, completamente diverso, che era Solidarność. Gli Stati Uniti non volevano il compromesso storico, perché il compromesso storico avrebbe raggiunto lo scopo di consolidare il Partito Comunista Sovietico e in qualche maniera l'avrebbe, diciamo, santificato. E questo non si poteva fare, perché la politica americana non voleva assolutamente arrivare a un compromesso con la Russia. C'era una coesistenza, naturalmente basata su conflitti della guerra fredda, però mai avrebbe voluto arrivare a riconoscere una qualche, diciamo, situazione positiva nei confronti dell'Unione Sovietica. E allora nasce Solidarność e l'inventore di Solidarność diventerà anche il Papa. E attraverso il Vaticano, e qui abbiamo lo scandalo della banca commerciale italiana e poi tutti i morti che ci sono stati, il fallimento di una banca, dove il denaro, peraltro anche della mafia, viene trasportato dalle banche vaticane, che non sono assolutamente controllate, non hanno nessuna regola particolare per cui non possono essere controllate, vengono portate in Polonia, e parliamo a quell'epoca con una banca commerciale di 1.200 milioni di dollari, che poi naturalmente hanno fatto la fine che hanno fatto. Abbiamo pagato noi quella apertura, quella rottura, quella diciamo, frattura che avviene nel mondo comunista, e dalla Solidarność ci sarà poi l'escalation, cioè la caduta verticale del sistema comunista, perché chiaramente non poteva più reggere. Questo, se ci fosse stato il compromesso storico, andava contro la politica americana, e questo non si poteva fare. Poi che fosse Kissinger avesse invitato questa cosa, poi se n'è andato in pensione, ma comunque il sistema restava in piedi, ed è rimasto in piedi, tant'è che poi alla fine siamo arrivati alla soluzione di abbattere completamente il comunismo, e tutti i paesi che erano stati coinvolti nel comunismo, obbligati a diventare comunisti, si sono liberati, e abbiamo la situazione attuale fino all'Ucraina. Quindi questa era la base di un compromesso storico che avrebbe nociuto a un'operazione che gli americani avevano messo in piedi ormai da anni. Prego, professore. Non è che io sia molto d'accordo con questa analisi. No, non c'è problema, la storia è fatta così. Prima di ricevere un po' di aiuti in termini di energia dall'Unione Sovietica, l'Italia è risorta economicamente dopo la guerra grazie al piano Marshall. No, il piano Marshall è un aiuto che gli americani si autoconcedono, perché sì, l'America, finita la guerra, la seconda guerra mondiale, l'America va in crisi. La produzione industriale legata al conflitto, alla guerra, è naturalmente finita, i consumi non ci sono più. Allora c'è il piano Marshall, ma prima ancora c'è la vendita di tutte le risorse che sono, per esempio, sono rimaste in Italia ai cittadini italiani a un prezzo basso, pur di arrivare a recuperare. Devono mettere in piedi una situazione industriale, ma non ci riusciranno. Difatti subito dopo gli Stati Uniti come politica cosa fanno? La guerra in Corea. A far che? Le guerre negli Stati Uniti non erano mai vinte. La guerra si tiene in piedi fino a che rende. Il giorno che non rende più si chiude tutto, perché il guadagno c'è già stato. L'abbiamo visto in Corea, l'abbiamo visto in Vietnam, l'abbiamo visto in Afghanistan. Improvvisamente
cos'era? Volevano vincere? C'era una questione di principio, di democrazia? No, non c'era più da prendere soldi e c'era un'altra guerra molto più lucrosa da mettere in piedi, che era quella poi che abbiamo visto, che stiamo subendo ancora adesso, che speriamo che la chiudano. Questa è la politica americana. John Fitzgerald Kennedy è quello che si oppone a questa politica. Con la politica precedente dice: io non voglio più questa, io voglio sviluppare una politica una produzione civile, non solo militare, negli Stati Uniti. Allora potremmo avere un equilibrio di un certo tipo, ma anche questa naturalmente non faceva parte della strategia diciamo, di certe potenze economiche statunitensi, e di conseguenza si guadagnava molto di più con una guerra in Vietnam, con una guerra in Corea, con una guerra in Afghanistan, perché guarda caso, non so perché l'Afghanistan è stato attaccato dagli Stati Uniti, ancora non l'ho capito, perché sono crollate 2 torri a New York con 2 aerei guidati non da afghani ma da sauditi. Questa è la cosa più strana di questo mondo, da spiegare in maniera molto piatta, molto banale. Perché se no, come faccio a dichiarare guerra all'Afghanistan se l'Afghanistan non c'entra niente con la guerra? Allora, Afghanistan, Osama Bin Laden, che aveva rivendicato gli attentati dell'11 settembre, stava in Afghanistan e il regime talebano non aveva nessuna intenzione di consegnarlo agli Stati Uniti. Ma chi sono i talebani? Chi sono i talebani? E chi è Osama Bin Laden? È un agente della CIA, creato apposta per creare i talebani che devono andare in Afghanistan. Non sono afghani convertiti, sono sauditi che vengono arruolati, portati in Afghanistan e imposto questa sorta di visione del Corano che è assolutamente assurda. Non c'era, io sono stato in Afghanistan prima, non c'era questo sistema, è stato imposto perché c'è stata la guerra precedente tra Afghanistan e Unione Sovietica. Allora gli americani hanno detto: sistemiamo le cose in una certa maniera. C'è un passaggio di fronte. Ma quanti miliardi di dollari è costata questa guerra inutile e chi se li è messi in tasca? Questo vorrei capire, perché se tutta la somma che hanno speso per liberare l'Afghanistan l'avessero data a tutti gli abitanti, ad ogni abitante sarebbero arrivati la modica cifra, comprese bambine, donne e tutto il resto, $40.000 a ogni abitante afghano. Sarebbero stati tutti straricchi e di guerra non ne avrebbero fatto neanche un po'. Invece tutti quei soldi sono riciclati. Le aziende americane hanno bisogno di produrre, di consumare, e l'America, gli Stati Uniti continuano, il governo statunitense continua ad alimentare un'economia di guerra. Questa, come hanno sviluppato l'economia civile? L'hanno sviluppata in Cina. E perché non l'hanno sviluppata in America? Ecco, queste sono le domande che io mi faccio. Se per caso, se io fossi uno che ha un'impresa di qualche genere, direi: prima investo a casa mia, aiuto i miei vicini di casa, poi casomai faccio una guerra. Ma questa naturalmente è l'economia che Roosevelt ha avuto modo di sviluppare in una certa maniera, e non era l'intenzione di creare un'economia di guerra da parte di Roosevelt, ma quelli successivi invece sì. Prego, professore. L'economia di guerra è quella che consente agli Stati Uniti di uscire dalla Grande Depressione degli anni 30, certo, e costituisce un pericoloso precedente perché la produzione bellica evidentemente facilita una crescita dell'economia. Questa però è mi permetta questa piccola precisazione, prego, è una costante un po' in tutta la storia degli Stati Uniti, non ci sono eccezioni, nemmeno John Fitzgerald Kennedy. Quando Kennedy si insedia alla presidenza il 20 gennaio 1961, in Vietnam ci sono 700 consiglieri militari degli Stati Uniti. Quando Kennedy viene assassinato il 22 novembre 1963, i consiglieri militari sono saliti a 16.000. Quindi Kennedy è vero che voleva combattere il comunismo con la modernizzazione, ma era più che altro
una cortina fumogena dietro la quale ancora una volta si rinnovavano le vecchie strategie di interventi militari da parte di Washington. Quindi vorrei un po' ridimensionare questa lettura buonista di Kennedy, mosca bianca in una serie di presidenti guerrafondai. Poi per quanto riguarda il piano Marshall, è vero, c'è un ritorno economico da parte degli Stati Uniti, semplicemente perché le persone che muoiono di fame non possono essere consumatori dei prodotti statunitensi. Però resta il fatto che l'Italia diventa la settima potenza industriale mondiale grazie a questi aiuti sicuramente interessati da parte degli Stati Uniti, che però hanno recato un beneficio innegabile all'Italia, facendola uscire da una condizione di miseria cronica che era presente, voglio dire, da secoli, ma se non altro da decenni. Ma perché l'Italia si inventa un nome molto semplice, Made in Italy. E io sono stato uno dei primi fondatori. Ho versato all'epoca 5 milioni e poi naturalmente se li sono ricomprati e hanno nazionalizzato, ha internazionalizzato il sistema. Questo purtroppo è l'Italia. L'Italia non ha la capacità di avere la forza di, essere indipendente. Inventa tutto, perché tutte le più grandi invenzioni di questo mondo sono partite dall'Italia. Le scoperte dei continenti sono stati italiani a farle. Poi non si riesce. Però Colombo è stato finanziato dal re di Spagna, eh? No, mi spiace. No, è stato finanziato da suo padre, che era il presidente di Papa Borgia, che era Papa Cibo, che era genovese, e lo manda. Isabella non ha tirato fuori una lira, Sono state le banche fiorentine che hanno pagato. E soprattutto c'erano le comunità ebraiche, perché Papa Cibo era ebreo, e Colombo era ebreo. E il giorno in cui è partito dalla Spagna, perché incominciava la Santa Inquisizione, tutti i suoi marinai e i suoi bracci destri, i comandanti delle 3 caravelle, erano tutti ebrei, perché cominciava la Santa Inquisizione. E Cristoforo Colombo parte con sotto il braccio il milione di Marco Polo. Perché il milione di Marco Polo dice lì sono andate delle comunità ebraiche nelle Indie, ma le Indie non si sapeva neanche cosa fossero, era una sorta di sogno, e lui parte con questa idea di riuscire ad arrivare alle Indie e di trovare un altro paese che fosse più affine, eccetera. Ma difatti Cristoforo Colombo, quando torna al secondo viaggio, viene arrestato e messo in galera perché era un delinquente, non si sa di che cosa, ma comunque è stato arrestato. Poi lo lasciano libero perché naturalmente Isabella di Spagna avrebbe fatto una pessima figura, visto che è un uomo che ha aperto praticamente tutto l'Oriente, tutto l'Occidente alla comunità spagnola. E questo è il grosso problema. Talvolta le cose sfuggono, ma approfondendo ci sono dei buoni testi su Cristoforo Colombo che ci possono indicare questo personaggio molto strano di un'epoca dove lui scopre un mondo, ma non sa neanche di scoprirlo peraltro, perché poi ci sarà Vespucci piuttosto che altri che scopriranno qual è il continente americano, ma peraltro si dice che arrivare in America, nel Nord America, soprattutto nella zona della Nuova Inghilterra, sono i Templari. Quando scappano dalla Francia, perché sono perseguitati, vanno in Inghilterra, proseguono, poi dalla Islanda passano e addirittura il signor Roosevelt cerca il tesoro dei Templari, addirittura costruisce una società per azioni quotate in borsa per ricavare denaro e poi investire per la ricerca di questo famoso tesoro. Ma in America hanno fatto anche delle altre cose, hanno addirittura costruito delle società per azioni per la produzione del negro. Non so se si ricorda. Sì, no? Siamo partiti da Kissinger e abbiamo riscritto la storia universale oggi. Ma diciamo che questa è l'America. Contemporaneamente qualche milione di americani
che non sapevano di chiamarsi americani, erano indiani, quelli che noi erroneamente chiamiamo indiani perché ricostruiamo il discorso da Cristoforo Colombo, le nuove Indie, e invece non erano Indie, li chiamiamo indiani, ma insomma i nativi americani sono stati praticamente estinti, i sopravvissuti ci sono ancora, ma diciamo che diversi milioni, c'è chi parla di 100 milioni, 160 milioni, qualcuno parla di 16 milioni, ma poi nessuno era testimonio. E la guerra del Klondike ha dimostrato quello che erano capaci a fare non gli americani, tutti gli uomini europei che sono andati in America, che hanno approfittato delle terre perché avevano fame, perché erano delle persone che erano scappate da un'Europa imperiale, e abbiamo trovato la possibilità di sopravvivere. In questa sopravvivenza naturalmente sono nati anche i conflitti ed è nascita una nuova tradizione che è poi quella che inventa il dollaro ed è la massoneria americana sostanzialmente. Kennedy non apparteneva alla massoneria americana, quindi è uno dei motivi per cui non pesava molto farlo fuori. Professor Zanella, vuole chiudere questa conversazione che abbiamo passato dal Medioevo agli Stati Uniti, alla guerra in Afghanistan, guardi, piuttosto che... Per onorare proprio la figura di Kissinger, io lo riporterei proprio alla stretta attualità della sua abilità politica. Ho sempre ricordato che è stato un abile ambasciatore, un segretario di Stato, addirittura che prendeva delle iniziative proprie, e dobbiamo ricordare il suo forte pragmatismo, la sua concretezza. È saltato fuori proprio da poco un articolo scritto da Kissinger nel 2014 dove scrive qualcosa sull'Ucraina. Allora era favorevole a una Ucraina che fosse neutrale. Criticava già allora l'Europa usando questi termini, che la dilatazione burocratica dell'Europa, che per fini commerciali si espandeva già all'Ucraina per i primi contatti di partnership, poi per estendersi all'Armenia, alla Georgia, all'Azerbaigian. Ecco, tutto questo, diceva Kissinger, ha fatto diventare poi i rapporti con questi paesi in rapporti che hanno generato una crisi. Ecco, il pragmatismo di Kissinger va apprezzato perché ha rivisto lo stesso giudizio, perché negli ultimi tempi ha riconosciuto che è bene che l'Ucraina, rispetto alla neutralità che aveva condiviso all'inizio della guerra, ha detto che sarebbe opportuno che l'Ucraina invece entrasse quanto prima nella NATO. Certamente, ma naturalmente la storia va dove la gente vuole, perché poi non c'è niente di scritto prima. L'intelligenza artificiale... se mi consente, direttore, un'ultima osservazione, perché è giusto ricordare che Kissinger è stato operativo, nonostante fosse sordo e cieco di un occhio. Ha scritto un libro a 99 anni dedicato a 6 grandi personalità, leadership. Il titolo è Six Studies in World Strategies. Pensate che dedica la sua ultima pubblicazione a 6 politici che abbiamo tutti un po' visto all'opera: Adenauer, De Gaulle, Nixon, Sadat, Thatcher e poi Lee Kuan-yew. E dice che questi sono stati intelligenti e avevano la stoffa degli statisti. Gli chiede un giornalista se ne vede ancora statisti in giro. Confrontandoli con questi, dice Kissinger, non ne vede statisti per i tempi difficili che abbiamo di fronte. Speriamo che abbia torto in questo caso. No, credo che purtroppo dobbiamo ammettere che aveva ragione. Un po' un'autocelebrazione, perché Nixon statista è un prodotto della strategia, della diplomazia, delle capacità di Kissinger stesso. Anche Kissinger era un migrante europeo che è andato in America e ha fatto quello che ha fatto, perché così facevano i migranti europei negli Stati Uniti. Sì, professore, vuole concludere? Come ricordava il filmato, uno degli spezzoni,
un immigrato che si è integrato, non da un punto di vista linguistico, perché sappiamo tutti che Kissinger ha mantenuto fino all'ultimo un fortissimo accento tedesco, ma perché si ricordava lo scambio con Golda Meir. Kissinger, al tempo della guerra dello Yom Kippur, quando Golda Meir rimproverava a Washington di aver tardato a mandare gli aiuti militari, Kissinger dichiarò a Golda Meir, primo ministro dello Stato di Israele, lo ricordo ai telespettatori: io per prima cosa sono un cittadino statunitense, al secondo posto sono un membro dell'amministrazione Nixon e al terzo posto sono un ebreo, al che Golda Meir gli rispose: signor segretario di Stato, si ricordi che a Israele si legge da destra verso sinistra, per dire avrebbe dovuto mettere al primo posto il fatto di essere ebreo. Però in questa sua capacità di assimilarsi, Kissinger introietta anche il realismo, il pragmatismo e a volte il cinismo, che sono quegli aspetti, quelle caratteristiche che a torto o a ragione hanno fatto grandi gli Stati Uniti. Certamente. Li ha fatti grandi perché hanno adottato un sistema che noi chiamiamo democrazia, che è il Fordismo. Mi vuole aiutare in questo senso? Cioè, se tutti hanno un po' più di denaro, il denaro circola più velocemente e le risorse aiutano naturalmente a far crescere l'economia. Questa era l'idea di Ford, no? Sì, l'idea di pagare di più i propri operai in maniera che potessero diventare consumatori delle auto che la Ford produceva, e quindi in questa maniera si sarebbe innescata una sorta di spirale virtuosa che avrebbe diffuso il benessere e avrebbe fatto crescere l'economia. Però il Fordismo aveva anche tanti aspetti non così positivi. Certo. L'antisemitismo viscerale di Ford, il voler combattere senza pietà e senza nessuna salvezza il sindacalismo, per cui sì, tutto quello che Ford dà ai suoi operai sono delle concessioni calate dall'alto, non sono il risultato di conquiste dovute alla mobilitazione dei suoi operai, per cui quando l'economia comincia ad andare male negli anni 30 si tagliano gli stipendi e gli operai vengono licenziati. Perché? Perché dobbiamo costruire, nel 1930 comincia la costruzione della Ford in Germania, perché gli operai tedeschi erano molto migliori degli operai americani. E lui esce fuori quando il suo barbiere dice: quando il mio barbiere ha detto sto investendo in borsa, ho capito che è il momento di andarmene, e se ne andò prima che ci fosse il crollo del 29. Ecco, questo è il signor Ford. Però era un genio perché inventò il riciclaggio delle materie prime, cioè il riciclaggio di tutti i prodotti, gli scarti delle aziende che venivano normalmente buttati via, lui li recupera e li riutilizza, ed è uno, diciamo, che ha iniziato questo sistema che all'epoca praticamente non c'era. Poi inventa la famosa catena di montaggio, non la inventa lui ma comunque la applica per primo, e sarà la catena di montaggio che Ford venderà a chi? Al signor Stalin, che siccome deve mettere in piedi delle industrie che funzionano, c'è meglio del catena di montaggio. Quando i sindacati americani dicevano no alla catena di montaggio, e il signor Charlie Chaplin faceva naturalmente i suoi tempi moderni, dove faceva vedere l'operaio che veniva condizionato a 360 gradi, improvvisamente invece Stalin, al contrario a quelli che erano gli indirizzi dei sindacati americani dell'epoca, compra le catene di montaggio perché deve costruire, naturalmente deve riarmare l'Unione Sovietica, perché siamo in una fase dove prima o dopo succederà qualcosa con la Germania, e difatti è così. Bene. Grazie del vostro intervento e spero che i nostri telespettatori ci abbiano seguito al volo su tutte le nostre diversive, diciamo tutti i nostri passaggi attraverso la storia. E spesso la storia si ripete, lo abbiamo visto, no? E quindi quello che è importante è che la gente impari
quello che è stato il passato, perché se ne capisca quale sarà il futuro, soprattutto che cosa sarà l'intelligenza artificiale. Ecco, su cui Kissinger ha scritto un libro pochi mesi prima del Bravo. leadership menzionato dal professor Zanella sull'intelligenza artificiale, che personalmente io trovo poco intelligente, perché è semplicemente un attingere quello che è già disponibile, frutto della creatività dell'uomo e della donna, e riproporlo in una forma leggermente diversa. Ci ricorda un attimo il Pentateuco della Bibbia, no? Che l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, e l'uomo fa l'intelligenza artificiale a sua immagine e somiglianza, ma non è un uomo, perché il problema è stabilire cosa vuol dire l'intelligenza, ma questo lo rimandiamo alla prossima. L'intelligenza artificiale non è creativa e quindi dalla mia prospettiva è poco intelligente. Io credo che l'intelligenza nasca da un impulso di necessità che ha l'uomo e quindi poi diventa creativo. Se a un computer gli togli via la spina della corrente elettrica non gliene frega niente, se gliela riattacchi tanto meno. Di conseguenza diciamo che è un cervello, però per dominare gli altri cervelli, e di questo ne abbiamo avuto nel Medioevo una grande esperienza, come si dominavano le persone, e soprattutto non mettere a disposizione la conoscenza dell'intelligenza artificiale a tutti, ma farla usare senza che loro sappiano a cosa serve. E questa è una questione statistica, ma se avete piacere l'approfondiamo nelle prossime trasmissioni. Grazie. Certo, grazie al professor Stefano Luconi, che è stato in studio con noi, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova, e grazie al professor Patrizio Zanella in collegamento, giornalista e storico. Grazie per averci aiutato in questa come dire, ricostruzione di quella che è stata la figura di un diplomatico sicuramente che ha segnato la storia in questi suoi 100 anni di vita. Prima di salutarvi, come sempre, noi ricordiamo i nostri ospiti silenziosi. Questa sera parliamo del premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi. Apriamo con lei perché dopodomani Narges Mohammadi non sarà ad Oslo a ritirare il premio Nobel. Nella storia era successo solo altre 3 volte che il vincitore fosse impossibilitato perché recluso in carcere. C'è stata il tedesco von Ostiesky nel 1935, e poi c'è stata la birmana Aung San Suu Kyi nel 1991, che è un'altra dei nostri ospiti silenziosi, e poi il cinese Liu Xiaobo nel 2010, e quindi la sedia di Narges Mohammadi resterà vuota. Ricordiamo Narges Mohammadi, 51 anni, giornalista, scrittrice, attivista per i diritti umani, arrestata 13 volte, condannata 5 volte per un totale di 31 anni di carcere e anche 154 frustate. Questo perché si sta battendo per la libertà del popolo iraniano e in particolare delle donne, per la difesa dei diritti umani. Ecco, quindi questa è la condizione di Narges Mohammadi. Per quanto riguarda Julian Assange non ci sono novità particolari, se non il fatto che si stanno moltiplicando i conferimenti delle cittadinanze onorarie, Roma, Napoli, Bari, ora anche Reggio Emilia. Dunque però una grande solidarietà che però non basta, è molto forse anche di facciata. Ricordiamo Assange, giornalista australiano, noto come il fondatore di Wikileaks, che rischia l'estradizione dalla Gran Bretagna, dove è comunque detenuto in carcere, negli Stati Uniti, dove incombe su di lui una pena di 175 anni di carcere. Questo perché tramite Wikileaks ha rivelato gli abusi compiuti dall'esercito americano in Iraq, in Afghanistan, nei confronti della popolazione locale. Ecco, quindi anche lui resta in attesa di un verdetto che potrebbe portarlo all'estradizione. Aung San Suu Kyi, abbiamo detto poc'anzi, appunto, anche nel suo caso nel 91 non ha potuto andare a ritirare il premio Nobel.
Nobel, di lei non si sa praticamente nulla, non ci sono notizie, l'unica voce che si alza è quella del figlio, che ne chiede ovviamente chiede un intervento internazionale per riportare in libertà sua madre. Ecco, sono 3 nomi che sono al vertice di una grandissima piramide di persone che stanno vivendo in condizioni di reclusione, di privazione dei diritti umani per motivi ideologici. Noi ci uniamo nelle richieste, in tutte quelle che sono le manifestazioni, per sostenere al più presto una loro liberazione, che vengano a cadere le accuse contro di loro. Grazie per essere stati con noi, ci fermiamo qui, ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21, TV7 Match. Buonanotte a tutti.